Venezia riparte così, ai remi. Ecco il senso della Vogada della Rinascita, che si terrà domenica mattina con ritrovo delle imbarcazioni alle 10:15 nella darsena grande dell'Arsenale. Partenza alle 11 e prima tappa di fronte all'ospedale civile. Sappiamo che il ritorno alla normalità non sarà da domenica, ma è il segnale comunque importante attraverso l'aggregazione, quindi quel passo in avanti a ricondurci a quella che era una vita abituale. A volere questa manifestazione il Panadon Club di Venezia, presieduto da Giuseppe Zambon. Aspettavamo tutti, non solo noi ovviamente, questa rinascita della città, questa presa di possesso delle acque da parte dei cittadini veneziani. A mezzogiorno l'ingresso in Rio di Canareggio con il corteo che farà un secondo alzaremi davanti alla casa di riposo San Giobbe per salutare gli ospiti. L'arrivo di fronte alla chiesa della Madonna della Salute è previsto entro le 12:50. Durante il tragitto il coro della Fenice, posizionato sulla scalinata della basilica, eseguirà alcuni brani.